E qui con noi adesso Guglielmo Cevolin, presidente dell'Historia Limes Club e docente universitario. Anche lui grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi. Parliamo di cambiamento climatico, insomma COP26 si sta avviando un po' alla conclusione, abbiamo avuto anche il G20 in cui insomma si è dibattuto tanto su questo tema. Che valutazioni si possono fare sulla base di questi due importanti incontri? Un primo aspetto sicuramente è che il G20 è stato gestito da Draghi e su questo anche Super Mario è riuscito a ottenere, tra virgolette, o almeno a presentare qualche risultato, cosa che è accaduta un po' meno per Johnson, quindi Draghi batte Johnson, in una situazione però nella quale c'è una carenza di leadership. Sicuramente la carenza di leadership è quella degli Stati Uniti con Biden, che hanno una situazione interna di difficoltà, perché Biden ha perso per esempio le recentissime elezioni in Virginia, e poi c'è sempre, per quanto riguarda l'aspetto estero invece di Biden, l'aspetto dello spettro dell'Afghanistan, dove sta risalendo l'ISIS e il governo è dei talebani più cattivi, peggiori talebani possibili che ci siano, ecco, gli afghani. Quindi la leadership degli Stati Uniti è mancata, come conseguenza c'è stato il fatto che la Cina non ha partecipato in prima linea con Xi in persona a questi eventi. È anche vero che Xi da circa 2 anni che non esce dalla Cina, non vuole rischiare per tenere sotto controllo la situazione in Cina, per la sua successione e così via, quindi ci sono anche questi motivi particolari interni, però non si può negare che parlare di ambiente, parlare di limiti all'inquinamento climatico, al disastro ambientale senza Cina e India in pratica non ha molto senso. Comunque Draghi è riuscito a presentare qualcosina sul versante come G20 dell'ambiente, ha ribadito almeno i limiti, come dire, da ex presidente della BCE, ha detto guardate che giuridicamente bisogna almeno rispettare i limiti di Parigi. Poi ha detto ma bisognerà fare qualcosa entro 10 anni, un tagliando, forse che era il tagliando invece che probabilmente bisognava fare nella COP26, e poi anche il limite dell'1,5 grado, ecco, come limite massimo accettabile di aumento della temperatura globale. Questo sul versante ambientale. Poi ha riuscito a porre qualche obiettivo sul versante della Global Tax e sul versante della gestione mondiale della pandemia. Quindi questo dimostra come una leadership di livello riesce a presentare almeno qualche risultato e a ottenere qualche risultato. Ecco, Johnson è stato un po' disordinato, così come fa coi suoi capelli quando esce dal barbiere, che dice che non è colpa sua se è sempre spettinato, ma perché dopo che lo pettina lui esce e si spettina. Ecco, così anche la gestione, almeno iniziale, della COP26 non è stata all'altezza, e quindi ecco che anche per i motivi che abbiamo detto prima non si sono raggiunti dei grandi risultati. Per il nostro Paese teniamo presente questo aspetto, l'aspetto per esempio del fatto che noi non è che abbiamo investito molto anche nei diversi piani di resilienza e nel recovery plan nelle energie rinnovabili. È anche vero che dove l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo abbiamo dei problemi serissimi, perché il tema per esempio delle fabbriche a pannelli solari, delle fattorie a pannelli solari, è un tema molto complesso, perché prima di tutto toglie fondi all'agricoltura, fondi nel senso di campi all'agricoltura. Sì. Questo fa sì che poi in agricoltura interna nel nostro paese praticamente abbiamo bisogno ancora di più di cereali e di alimenti per
per gli animali dall'estero, magari eliminando ancora la foresta amazzonica. Quindi sono cose che, oltre l'aspetto anche dell'impatto paesaggistico, che è estremamente complicato, che ha messo anche in contrasto le associazioni ambientaliste, ma in realtà questo tema è un tema anche che è molto comprensibile dal fatto che i pannelli solari poi arrivano dalla Cina, dove sono prodotti con il carbone, dove è vero che diciamo, la Cina si è un po' impegnata a non aumentare di molto di non aumentare le centrali a carbone, però ne ha già parecchie e sta concentrando per esempio la produzione di questi pannelli solari con la produzione ad energia a carbone, la sta concentrando in alcune regioni perché è inaccettabile dal punto di vista dell'inquinamento persino per la popolazione cinese, che da un po' di tempo a questa parte sta vedendo che cosa succede con questo tipo di industrializzazione, cioè l'aria diventa irrespirabile, bisogna girare con le mascherine non solo per il Covid ma per altri motivi. Diciamo che il tema è sicuramente complesso. Secondo lei quanto è fattibile, diciamo, questa corsa all'energia green se non tutti i paesi sono un po' sullo stesso piano? Certo, il problema degli essere sullo stesso piano è per quanto riguarda la produzione anche diciamo di Cina e di India, che invece si smarcano, però loro dal loro punto di vista dicono ben voi avete pure avuto la vostra civiltà industriale, tra virgolette, che ha inquinato il mondo, che ci ha portato fino a qui, vi siete arricchiti. Quindi ecco, sono tematiche che sono molto, molto complesse e che vanno alla fine nel problema anche più generale dell'economia. Un pochino ci sono state delle battute tra Biden e Draghi, dove Biden ha detto a Draghi che sei il nostro campione per un modello con la ricostruzione industriale dal punto di vista economico, ma anche green, perché insomma sembra che cerchiamo di mantenere questi parametri, però anche lì ci sono state delle complicazioni nell'ultima manovra, perché per esempio per quanto riguarda i bonus 110% si è posto il limite dei 25.000 euro dell'ISEE, che questo è sicuramente troppo basso e non lo renderà molto fruibile in futuro, come invece per le facciate, per il bonus 75% invece c'è un altro tema, cioè lo sconto immediato che è stato tolto, e quindi si avvantaggiano solo, tra virgolette, i ricchi, quindi con delle disposizioni in contraddizione, perché solo i ricchi possono pensare di lucrare in 10 anni la detrazione del 60%. Quindi le cose sono molto complesse e quindi ecco che i nostri giovani che fanno le manifestazioni Friday for Future spingono sì la classe politica a fare qualcosa, ma le cose sono più complesse, quindi dovremmo occuparcene tutti, anche i giovani, studiando, facendo le cose con complessità, con tecnicismo e affiancando la classe dirigente e schiaffeggiandola quando è incompetente, altro che solo sgridarla perché non ottiene un risultato mediatico. Ecco, no, perché è incompetente, spiegando perché, quindi bisogna studiare. Questo per i giovani, che certo. Io essendo docente universitario pretendo che i giovani studino. Legittimo anche la sua pretesa. In chiusura, giovedì avete una iniziativa. Giovedì un'iniziativa interessante a Spilimbergo, proprio con le scuole, all'ISIS il tagliamento, con il professor Yelen e il sottoscritto, dove parleremo di Asia e Afghanistan e delle problematiche dello sviluppo tecnologico ed economico per un mondo in pace. Quindi ci prepareremo poi anche a una trasmissione che penso si farà proprio in questa settimana con il direttore Pier Giorgio Grizzi. Esatto. Grazie a Guglielmo Cevolin per essere stato in nostra compagnia e l'aspettiamo come sempre la prossima settimana. Grazie a voi.